Design e packaging sono aspetti sempre più strategici nella costruzione del successo di un vino, tanto da meritare intere classi di concorso in saloni importanti, a cominciare da Vinitaly. Proprio girando fra gli stand dell'edizione 2023, che si è da poco conclusa a Verona con numeri da record, è la bellezza, oltre alla bontà di alcune bottiglie, ad aver conquistato l'attenzione di consumatori e buyer. Tra le più ammirate, senza dubbio, ci sono le proposte di una tra le più antiche cantine e distillerie venete, che si presenta con un'immagine inconfondibile che sfrutta lo scintillio di oro, argento e rosa brillante, con tanto di strass e punti luce a rendere unici tappi e bottiglie. Bottiglie preziose che sono il frutto di anni di ricerca e della volontà di differenziarsi del team di creativi dell'azienda. Io vengo dall'Accademia di Belle Arti, quindi ho un gusto magari diverso da tanti altri studi grafici. L'immagine nostra nasce totalmente interna all'azienda, quindi non ci avvaliamo di studi, le disegno io le cose con i miei ragazzi. E quindi nasce conoscendo profondamente che cos'è l'azienda, come siamo nel territorio, com'è il nostro amore per il territorio. Tra le novità presentate in fiera c'è la nuova bottiglia di Prosecco Rosé, un prodotto sempre più apprezzato dal mercato estero. La bottiglia è molto ricercata perché volevamo essere un po' particolari, insomma, quindi con materiali costosi, preziosi, ricercati, molto fini per essere regalati anche. Abbiamo prodotto un prosecco partendo da delle tecniche di vinificazione assolutamente innovative che permettono anche una macerazione a bassa temperatura del Pinot Nero, a cui aggiungiamo poi la glera, e otteniamo un prodotto che ha una sapidità, una lunghezza, una profondità che non è pari a nessun altro rosato spumante prosecco. Nata nel 1635 a Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso, a poco più di 50 km da Venezia, la piccola cantina fondata dal capostipite Andrea Bottega è oggi un'azienda che possiede vigneti in diverse regioni e che esporta in oltre 150 paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, dal Sudafrica al Nord Europa. L'oro, che caratterizza la sua bottiglia di prosecco più premiata e conosciuta nel mondo, è un omaggio al territorio di origine. L'oro nasce dalla scelta dall'oro di Venezia, perché noi siamo profondamente legati a Venezia, quindi al territorio, e appunto il bisogno di distinguerci, di essere sempre unici e di racchiudere un prodotto di eccellenza in un design di eccellenza. È un prosecco coltivato nelle migliori zone a più alta vocazione che noi abbiamo della nostra zona, che produciamo con una fermentazione singola perché partiamo direttamente dal mosto, otteniamo un prodotto di grandissimo spessore, molto affruttato, molto lungo, con una vita, una shelf life che può essere anche di 5 anni, quindi una unicità rispetto a qualsiasi altro prosecco. Il colore utilizzato per la verniciatura è ad acqua, una scelta di sostenibilità che segue la stessa filosofia adottata anche in vigneto e in fase di imbottigliamento e vendita. Noi abbiamo sempre coltivato le nostre vigne con i metodi biologici, abbiamo sempre cercato di sviluppare la parte tecnica nel rispetto massimo dell'ambiente, quindi utilizziamo energia elettrica solo da fonti alternative, utilizziamo la geotermia per la climatizzazione, utilizziamo il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica che ci autoproduciamo, utilizziamo vetro che per un minimo del 50% è riciclato, utilizziamo vernici che sono solubili in acqua e non usano nessun solvente, utilizziamo cartone che è prodotto da foreste coltivate in maniera sostenibile, oltre 1200 tonnellate l'anno, ricicliamo tutto il polietilene, ricicliamo tutta la carta siliconata, adesso usciamo anche con una novità che utilizziamo della plastica riciclata dagli oceani per produrre parte delle nostre retroetichette, quelle trasparenti.